Il primo contatto telefonico, quindi abbiamo un capitano coraggioso, un capitano che è stato importante. Vuoi leggere tu la scheda? Leggiamo la scheda di quest'uomo, perché quest'uomo tra le tante cose ha giocato anche con i miei colori addosso e quindi mi fa doppiamente piacere. Alessandro Scanziani nasce a Verano Brianza a marzo del 53, gioca nel ruolo di mezzala, molto estroso, però verso fine carriera, poi glielo chiederemo, Sì? era uno che faceva anche tanta legna, perché io me lo ricordo prendere un sacco di botte e darle anche in mezzo al campo. Adesso facciamo la domanda. Gioca nel Livorno, nel Como, nell'Inter, Ascoli, Sampdoria, Genoa e Arezzo. Nelle 2 stagioni in nerazzurro, 77, 78 e 79, vince il campionato con Bersellini, colleziona 46 presenze e segna 8 gol, vince la Coppa Italia del 78. Gioca più di 500 partite da professionista, segnando oltre 80 gol. Con la Samp 5 stagioni da capitano, promozione in Serie A, e conquista anche lì la Coppa Italia. Come allenatore ottiene una promozione in C2 con la Gallaratese nel 95, poi guida il Como, quinto posto con finale playoff e una Coppa Italia in Serie C, Modena, Lumezzane, anche lì finale di playoff, Spal, Lecco, Prosesto e Pergo Crema. Quindi ci fa piacere averlo. Alessandro, pronto? Pronto, buongiorno, grazie per la presentazione, anche se c'è stato qualche errorino. Sì, uno scudetto. Uno scudetto che non hai vinto con l'Inter. Esattamente. È andato via l'anno prima. È andato via l'anno prima, mi è venuto in mente dopo. Alessandro mi aveva spiegato per quale motivo. C'era un'idiosincrasia con un allenatore, insomma. Quindi ciao Alessandro, grazie per essere intervenuto. Quindi la nostra puntata è Capitani Coraggiosi, siamo in presenza di Marco Lombardo del giornale Style con Gabriele Burzillo e siamo qui a sentire la tua visione, no? Ad ascoltare qual è la figura, diciamo, del capitano, avendola impersonata indubbiamente in quegli anni, credo negli anni della Sampdoria o anche altre volte. No, negli anni della Sampdoria, poi l'ultimo anno d'Arezzo, lì semplicemente perché ero più anziano e quindi gli altri erano tutti molto giovani. E non era un merito del fatto che avessi giocato tanti anni con quella squadra, ma solo perché ero più vecchio, insomma. Sì. Quindi No, diciamo che il ruolo del capitano è un ruolo un po' particolare, perché qualche volta si sceglie proprio in base alla militanza in una società, altre volte in base all'età, all'esperienza, spero anche al carisma che uno ha nei riguardi soprattutto degli allenatori della società e dei suoi compagni, e quindi presumo che alla SAP la mia promozione a capitano sia dipesa da quello, perché c'era Luca Pellegrini che poi è diventato dopo, era un pochettino più giovane forse. Sì, una decina d'anni solo, ed era un pochettino più vecchio di me in quanto a presenze e attaccamento alla squadra, perché lui era già 2 o 3 anni che era la Samp, anche se era 16 anni. Quindi è il consenso, diciamo, dello spogliatoio, della gente, quindi il riferimento, quindi i giocatori vedono nel capitano il giusto elemento in campo atto a rappresentarli. È questo? Sì, in campo e non solo, perché qualche volta il capitano è stata data la fascia al giocatore più bravo della squadra, qualche volta invece a quello che poteva rappresentare soprattutto un esempio, magari era meno bravo da un punto di vista tecnico, meno decisivo, però era quello che magari in allenamento era sempre in testa a tirare il gruppo, aveva un buon carisma con gli altri, nel senso che cercava di dare a tutti i consigli giusti, tirar su chi era un po' giù di morale dopo un infortunio o perché c'era qualche problema con l'allenatore. Cioè, i motivi per cui un allenatore o una società sceglie un capitano possono essere diversi, insomma.
E comunque anche un ottimo rapporto con Mantovani, no? E quindi era anche, cioè, dal campo si passa anche in un discorso, diciamo, di gestione e anche di rapporto con la società. Quindi, ovviamente non è solo un discorso di campo, tant'è vero che mi raccontavi l'altro giorno che il rapporto è andato così oltre la cessione dalla Sampdoria al Genoa, passaggio direttamente forse al Genoa, che tu hai telefonato a Mantovani per dire che guardi, passo al Genoa, cioè, anche perché poi si sta parlando delle due squadre del derby della lanterna, no? E quindi è un discorso quindi che va anche oltre alla questione proprio della proprietà, ma proprio del rapporto con le persone, tra le persone. Sì, indubbiamente sì, perché io sono arrivato alla Samp retrocedendo dopo 3 campionati, di cui 2 nell'Inter, 4 campionati, 2 nell'Inter e 2 nell'Ascoli, dove ho fatto abbastanza bene in termini di presenze e di gol, e sono passato alla Samp in B, per cui probabilmente anche questa mia decisione ha contribuito ad aumentare il mio valore umano nei riguardi del Presidente. Certo. Ecco. E poi dopo, nel momento in cui è arrivato Bersellini alla Samp, io avevo la possibilità di andare alla Roma, sì, dove mi facevano lo stesso contratto come durata d'anni, ma mi davano quasi il doppio di stipendio, compenso. Sì. E ho chiamato il Presidente per chiedere a lui cosa ne pensava, e ho rifiutato questo trasferimento. Attaccamento alla maglia, incredibile. Ecco, per cui probabilmente tutto questo ha contribuito, sì, a migliorare il nostro rapporto, la nostra stima reciproca. Poi al termine di 2 anni, dopo aver vinto la Coppa Italia, quando mi ha chiamato con 1 mese e mezzo di anticipo sul finire del campionato, mi ha detto che mi lasciava libero, che l'allenatore che arrivava a Boskov non mi vedeva nel suo organico. È stata come una mazzata, certo. però ogni società sì, è giusto che sia libera di fare le sue scelte. Allora quindi è anche giusto che il giocatore davanti a situazioni del genere debba accantonare, penso in questo calcio attuale, accantonare un po', chiamiamolo così, il cuore a favore, diciamo, dell'ingaggio, della prospettiva di poter giocare più anni, magari con qualche anno in più in un'altra squadra, perché forse è questo il discorso, un calcio, diciamo... Sì, no, non è che sia questo discorso, ogni persona fa il suo percorso, sì, di crescita, sia dal punto di vista del calciatore che umano, fa le sue scelte. Io mai avrei pensato, dopo 5 anni di Sampdoria, di andare al Genova. Il problema è stato che io avevo già firmato per la Fiorentina, poi dopo mi sono fatto male al termine della Coppa Italia, contratto col Como, ho operato di menisco. Nel frattempo la società è cambiata nella sua dirigenza, dal direttore generale Nassi all'allenatore Agroppi è arrivato Bersellini. Probabilmente io ero stato preso per giocare da libero e probabilmente il nuovo allenatore in quel ruolo non mi vedeva, ha fatto altre scelte, quindi hanno preso, diciamo, come una scusa il fatto che io fossi rotto. Però tutti i giornali sono usciti con la Fiorentina denuncia Scanziani, pur avendo un contratto firmato, perché è rotto. A quel punto nessuna squadra di Serie A mi ha cercato, se non agli inizi di agosto il Genova. Sì. Io ho tentennato per un 15 giorni, poi stare senza calcio non ce la facevo. allora ricordiamo quello che hai appena detto tu, ho chiamato Mantovani, pur essendo io libero, cosa ne pensava di questo mio trasferimento. Beh, è stata anche la dimostrazione, però mi ha dato il consenso, anche perché io a Genova stavo benissimo, certo, la mia famiglia pure, per cui però era anche l'unica possibilità che avevo di ritornare a giocare. Infatti poi ho giocato altri 3 anni e probabilmente non ero rotto, come è stato detto. Infatti hai fatto carriera ancora. Alessandro, scusami, ma il passaggio, cioè il capitano della Sampdoria che va al Genoa, no? Come è funzionato? Io ti dico nel rapporto con i tifosi, perché ovviamente poi ecco, è quello che mi interessava capire, cioè loro hanno capito il fatto che quello che ti era successo, eccetera, o non te l'ha mai perdonata? Perché sai che ci sono anche quelli che ti dicono Sì, ma io
Cioè, mi sono trovato in una brutta situazione dove scegliere, e infatti avevo diciamo il mio avvocato di Genova che un giorno sì un giorno no mi chiamava, mi diceva guarda che Spinelli mi martella, guarda che Spinelli ti vuole tutti i costi, e io continuavo a tergiversare, ma no aspetta, vediamo se trovo qualcosa d'altro, perché sinceramente non era la mia scelta primaria, certo. In quanto ex capitano della Samp, dopo 5 anni andare al Genoa sapevo di fare un torto sia al mio presidente Mantovani, che io reputo comunque sempre il mio presidente, sia ai tifosi. Per fortuna, tra virgolette, che il Genoa era in B e quindi non dovevo affrontare la Samp. Diciamo era più indolore la situazione. Ecco, e quindi dopo un po', 15 agosto, da metà agosto, ancora a casa allenarmi da solo, non ce l'ho più fatta e l'ho accettato. È chiaro che a molti tifosi questa mia scelta non l'hanno vista di buon grado, non l'hanno accettata, ma ancora adesso, 2 anni fa, sono andato a Genova a festeggiare i 20 anni, la ricorrenza della morte di Paolo Mantovani. Sì. Poi al pomeriggio abbiamo giocato una partita tra vecchietti a Bugliasco e ancora lì ho trovato qualcuno che mi ha insultato. Ecco. Ma Genova, io ho lavorato qualche mese a Genova è complicata dal punto di vista calcistico, credo che sia probabilmente è la città dove si sente di più di tutte le altre, dove ci sono 2 squadre, questa rivalità, questo derby. Cioè a Genova l'importante è che tu vinca il derby e che sei davanti in classifica. Mantovani aveva un po' cambiato questa filosofia, perché diceva no, non frega niente a me del Genoa, io voglio che noi siamo hai elevato la squadra a livello italiano, che noi vinciamo il campionato, la Coppa Italia o che siamo nei primi posti, ecco. Ma se posso un aneddoto. Prego. Una volta mi ha convocato su a Sant'Ilario, a casa sua. Un posticino gradevole, ecco. Non era mica male. Una vista di tutta il mare eccezionale. Io mi sono presentato con un paio di jeans, una maglietta rossa e scarpe rosse, e come mi ha visto vestito con i colori del Genoa mi ha detto no guarda, ho cambiato idea, vieni un'altra volta, ma non vestito così. Ho dovuto andare a casa a cambiarmi e ritornare su. Beh, questo è bello. Quindi... Prego Marco Lombardo. Come sceglie adesso, Scanziani fa l'allenatore, come sceglie il capitano? Cioè, fa riferimento a sé quando era capitano? Come riferimento? Sì, no, non è che faccio riferimento a me in quanto capitano, ex capitano, io cerco di scegliere il giocatore che mi dà l'impressione che all'interno dello spogliatoio sia quello più ascoltato, quello che ha più carisma, quello che quando parla lui con i compagni da soli o anche in presenza dell'allenatore, tutti gli altri stanno zitti, lo ascoltano e lo seguono. Che sia il più bravo, il meno bravo, in genere cerco di scegliere anche magari un centrocampista, certo, perché è sempre un po' nel mezzo dell'azione, quello che un po' è l'uomo che può fare anche l'uomo d'ordine, non solo quello che rompe come potevo fare io, insomma. Però soprattutto per la serietà, per il carisma che ha all'interno dello sport. Allora gli chiediamo se per Scanziani Maradona, esatto, al di là del fatto che sia stato Maradona, adesso stiamo parlando della dote calcistica, però Maradona è giusto, cioè è un capitano, insomma. Sì, sicuramente è un grandissimo capitano, perché per lui veniva prima la squadra di se stesso. Mi ha raccontato alcuni episodi, amici che hanno giocato assieme, da Renica ad altri, che lui, quando la società organizzava delle amichevoli e le organizzava in giro un po' per il mondo, perché c'era lui, perché lui era la stella, lui accettava nella misura in cui i soldi che prendevano venivano divisi con i suoi compagni. Non ho mai sentito parlare male un giocatore che abbia giocato con Maradona
dei suoi atteggiamenti, e lui qualche volta saltava gli allenamenti, li faceva male a casa sua per i suoi vari motivi, ma mai nessuno si è lamentato di questi. Ecco, vedi il cono d'ombra. No, vedi questi particolari che poi vengono fuori, cioè io prima dicevo, secondo me uno come Maradona tendenzialmente è un giocatore un solista, forse no? un po' doppia come situazione. Invece in realtà poi parlando con chi ha giocato con lui vengono fuori dei particolari che però spesso è un giocatore ingombrante, quindi per forza è un individualista, però dall'altro punto di vista i giocatori, perché mi ricordo da Ferrara, tutti quelli Zola, tutti quelli che Corradini, Crippa, tutti dicevano, stravedevano per lui perché chiaramente venivano posti sotto un cono d'ombra, sopra c'era Maradona e quindi qualsiasi situazione era Maradona che tanto faceva vincere le partite in un modo o nell'altro, e quindi serve anche per la squadra. Però alla fine vai a vedere la formazione e c'è anche il nome di Corradini, di tutti gli altri, hanno vinto anche loro il campionato. È chiaro che Maradona tra virgolette è ingombrante, però è quello che ti fa anche vincere. Io lo vorrei sempre uno così in campo nella mia squadra. Tu recuperi il pallone, lo dai a Maradona, esatto, in campo recupera. Forse c'era anche Frappampina. No. Frappampina. Senti, abbiamo eletto Steve Gerrard come prototipo del capitano, diciamo, fondamentale secondo certi dettami. Non è proprio, penso che potrebbe essere, diciamo, il capitano simile al tuo modo di vedere, però per esempio qua si parlava anche di Passarella o di Gattuso e Ambrosini, che quindi sono un altro tipo, diciamo, di modo di essere il capitano, insomma, in squadra. Quindi cosa prevedi tu invece come figura attuale di un capitano? No, sono d'accordo. Steve Gerrard mi sembra, non lo conosco personalmente, vedo però il suo comportamento in questi ultimi 10 anni che è stato protagonista sempre molto, molto corretto, a parte che è un po' il calcio inglese che è così, magari non proprio tutti, però è nettamente superiore a quello italiano da questo punto di vista. Sì. E penso che sia il prototipo del capitano. Il problema è sapere un po' come uno si comporta, non solo i 90 minuti sul campo, però durante tutta la settimana, nella preparazione, soprattutto nei momenti in cui le cose non vanno troppo bene, dove magari si rompono poi i rapporti tra la squadra, tra di loro, si formano più gruppetti, certo, o contro l'allenatore. Allora lì viene fuori il capitano che non pensa esclusivamente a se stesso, pensa alla squadra e cerca di ricompattare lo spogliatoio e il rapporto che c'è con un allenatore. Sempre per non tornare a Maradona, mi ricordo che quando hanno vinto il campionato alla fine cantavano "te ne vai o no", l'allenatore che c'era. Certo. Ottavio Bianchi, quell'allenatore che è riuscito a motivarli anche contro se stesso e a portarli a vincere lo scudetto comunque. Non era per niente facile. No, bene, per niente. Possiamo ascoltarti un paio di volte quando faremo la puntata sulla mezzana, il numero 8 e l'allenatore? Ti possiamo richiamare? Va bene, senz'altro. Un'altra correzione allora faccio, perché all'inizio nella descrizione di Scanziani al giocatore ho detto estroso. No, non mi trovo d'accordo. Io un buon estro. Era un lavoratore, era uno che se non correva non lo facevano giocare. Con un po' il vizio del gol. Però i gol, 80 gol. Ecco, se mi lasciavano libero ogni tanto qualche gol lo facevo. Sì, no, infatti. Me ne ricordo qualcuno anch'io. Sono altri, insomma, sono quelli bravi. Va bene, ci risentiremo allora se puoi essere disponibile, e ti ringraziamo per questa bella chiacchierata. Grazie a voi. Grazie Alessandro, arrivederci. Grazie.